Il Favara blocca la capolista Egea Virtus nella gara casalinga giocata al Broccoleri con una bella cornice di pubblico. Una partita aperta, maschia, ma correttissima in campo e soprattutto sugli spalti, dove entrambe le tifoserie hanno dato prova di maturità e hanno ricordato con due striscioni Ennio, un ultras della nuova Egea, morto qualche giorno fa in un incidente stradale. La prima frazione di gioco vede una netta supremazia territoriale dei favaresi che in più occasioni tentano la via del gol, al 15° con Varela prima e poi con Piazza. Favara che fa il gioco con gli ospiti che solo alla mezz'ora si rendano pericolosi per la prima volta. Nella ripresa i ritmi calano e la partita si riequilibra. Le occasioni da gol sono più rare. Al 25° ci prova Joao Pedro per la nuova Egea prima di ricevere il doppio giallo che costringe gli ospiti in 10. I ragazzi di Mister Terranova provano ad approfittare dell'uomo in più e si rendono pericolosi con un gran tiro di Schembari dal limite che termina fuori di pochissimo. La gara termina a reti inviolate, con un fine partita dove non mancano le polemiche sull'arbitraggio del signor Ferrara di Roma, molto insufficiente e contestato da entrambe le squadre. Ma sentiamo i commenti in sala stampa del tecnico giallo-blu Terranova e di Manuele De Min. Abbiamo fatto una grande prestazione, non era facile dopo una settimana particolare, difficile, dove c'è stato qualcuno che è andato via. Sappiamo di avere dei limiti nella rosa, ne siamo coscienti, lavoriamo tutta la settimana per trovare soluzioni. In questo momento stiamo cercando e trovando delle soluzioni interne, ma è chiaro che nel breve giro di giorni, di settimane, arriverà qualcuno che ci possa dare una mano, e parlo di organico, per il continuo del campionato. Abbiamo fatto una grande prestazione perché ho visto i ragazzi concentrati fino alla fine. La tenuta atletica adesso comincia a essere soddisfacente. Abbiamo giocato palla su palla senza concedere mai nulla all'avversario, mai un tiro nello specchio della porta, giocavamo con la prima della classe. Una squadra che ieri ho detto meritatamente al primo posto, allenata bene dal mister che è un grande conoscitore di calcio, e quindi mando gli elogi alla squadra, però è chiaro che ora già fa parte del passato il nostro pensiero al mercoledì e poi successivamente a Serie A. Ma tutto il risultato di oggi e la prestazione di oggi fa ben sperare per il proseguo del campionato della Favara? Sì, è una prestazione che ci consente di dire che siamo vivi, che siamo una squadra che concede degli errori, che concede a volte delle cose, oserei dire, imbarazzanti, però è una squadra viva, una squadra formata da un gruppo importante di bravi ragazzi, forse troppo, ed è chiaro che dobbiamo mettere un po' di esperienza a questo gruppo. Analizzando la partita di oggi ho visto che i reparti hanno funzionato alla grande, nel migliore dei modi, una difesa attenta, un centrocampo duttile che praticamente ha lottato su ogni pallone, si è proposto in avanti e soprattutto in avanti due punte che hanno creato movimento. A differenza di altre volte dove a tratti siamo stati compatti, oggi siamo rimasti compatti per tutta la gara. E questa probabilmente è la differenza che non ci ha concesso in passato di raccogliere quei 3-4 punti che avremmo meritato sul campo a livello di prestazione. Però ti ripeto, abbiamo dei limiti, lo sappiamo, ci lavoriamo settimanalmente, non tralasciamo nulla. L'unico modo per migliorare è il lavoro. Comunque noi siamo felici perché comunque pareggiare con la prima in classifica dal periodo negativo che arriviamo è una cosa positiva. Se guardiamo in specifico i 90 minuti potevamo raccogliere più punti, però io penso che è una cosa positiva, è un punto di partenza per uscire da questa, da questo periodo di non punti, di sconfitte. È bello perché dà animo alla squadra, quindi in settimana lavori anche un po' più col sorriso e quindi niente, siamo felici. Si prospetta una settimana terribile per voi, praticamente domani vi allenerete, sì. Martedì si parte, mercoledì partita a Nocera e domenica di nuovo
in campo. Sì, domani mattina c'è allenamento, poi martedì mattina fai allenamento e parti e mercoledì giochi. Ma siamo felici, anche se è lontana, a noi piace giocare, noi facciamo questo di lavoro, quindi siamo contenti anche se sono tutte di 2 o 3 giorni di distanza, però siamo felici. Questo risultato di parità è un toccasana per il proseguo del campionato del Favara. Sì, come ho detto prima, è un punto di partenza da qui in poi per fare ancora meglio e migliorarci.